La risposta del territorio è stata ampia e generosa, nonostante il tempo di crisi che il comitato avesse detto fin dall'inizio che di soldi ce n'erano pochi. Più di 100 proposte, più di 100 progetti. Sì, questo è un dato quasi eclatante, vorrei dire, perché dimostra che anche in tempo di crisi le idee di nuova imprenditorialità diffusa ci sono sempre, ed è anche un segno di risposta di un territorio che ha ancora molta vitalità ed ha molta progettualità e non traguarda comunque soltanto all'Expo con questi progetti, ma vuol guardare anche più in là. Quindi è un segnale di speranza certo per il futuro, e soprattutto è un segnale di speranza perché molti di questi progetti appunto si autosostengono economicamente, quindi hanno gambe per proseguire, ma trovano nel comitato una corretta sintesi per essere messi a servizio della città di Venezia, ma di tutto il territorio della città metropolitana. Segretario, da più parti si vede che il ruolo della Camera di Commercio a Venezia per Venezia e a Milano per l'Expo di Milano è sempre più centrale. Perché questo? Ma il nostro compito, le Camere di Commercio sono enti che rappresentano tutto il sistema delle imprese. L'Expo di Milano e quello che poi rimarrà come legacy è sicuramente un'esperienza a servizio di tutto il sistema delle imprese, quindi Venezia, Milano, ma anche altre realtà, Torino, Bologna, si stanno muovendo su questa strada proprio perché vogliono dare un segnale di vicinanza a tutte le imprese che credono in questa esperienza come un mezzo per rispondere a questa crisi che stiamo vivendo. In funzione dell'Expo cosa sta preparando e cosa sta facendo la Camera di Commercio di Venezia? Noi stiamo facendo l'iniziativa innanzitutto di sostegno al comitato, sul quale crediamo molto, e proprio però nei giorni scorsi, e verrà pubblicato nelle prossime settimane, la Giunta ha assunto una importante decisione, che è quella di mettere a disposizione delle risorse piuttosto consistenti, stiamo parlando di 400.000 euro, a servizio a favore delle imprese con dei bandi di finanziamento. Il bando verrà pubblicato verso la metà di aprile perché è in corso di definizione, però potranno presentare progetti non soltanto imprese singole, ma come ci auguriamo noi, reti di imprese, ATI, ATS, soggetti che quindi possano dimostrare ancora di più un lavoro a rete sul territorio che in questo momento è essenziale.